Amigos e amigas de Poetas e Sonos, ancora una volta un saluto umano di Alessio Mura in arte su maestro Benito Raus. Ben agattaus, ancora un altro arroghentedo del suo viaggio cosa nostra in Sardegna. Potto viaggi musicistas, suonatori, artistas, e si fa contare de issus e de issas. Su percorso che va in sa musica cosa in solo, ma finza in sa vita. Oi, saia cosa nostra, su viaggio cosa nostra, si incivotta e ora aggiungi possa de tresi de sortas in questa edizione in ovodda potto via amico Ignazio Cuga ben agattau. Buonasera a tutti. Come ti stai? Tutto bene? Bene, tu? Bene, tu bene, perché tu pensi sul logo in due punti in mattas. Noi, bello. Noi abbiamo mattas. Di quale? Veste mattas, veste roccas, veste bestias, verde tutto. Sa natura. Questa è una cosa bella. Siamo tutta currio, tutta natura. Non me ne stai, mi vedi da vuole su coro. Io sono uno brullano, mi piace da ridere, mi piace raccontare cose brullane e cose serie a lavoro. Cominciato da Singhizzo. Fu dato di questo bello progetto, insomma, su progetto Cosa Tua che si narra da Creu. Contasi, ti hai questa cosa, te questo progetto. Creu è una cosa che nasce in Drainto. Io sono sempre stato appassionato di musica, però è sempre stato mega difficile buscare gente può suonare. E può suonare mescamente su tipo di musica che mi aggrada bene. Poi io sono uno che ha risultato di tutto, in senso, ho iniziato sul rock, però poi ho risultato elettronica, poi risultato new wave, ho risultato cantautores, jazz, di tutto. Però torno sempre a sa chitarra elettrica, a sa batteria forte. Ti piace sul rock? E poi mi aggrada quello bello assussurdio, bello pesante, bello aggressivo. Certo. Mi aggrada questo. E tanto sicuramente su sardo la puoi imparare in domo e poi l'italiano la puoi imparare in scuola. Io penso in sardo. Se non sponiamo a gestionare, io penso in sardo. Italiano che devo pensare in un paese di imprusso. Questa è una cosa bella, lingua madre, no? Però noi di vita, aumentare l'umenao vita, teniamo una istionata, una lega, un po' crispa, tosta. E secondo me si adattava bene a questo tipo di musica di giocare. Dall'inizio mi sono visto, mi sono immaginato, mi sono pensato, aumento un cantautore black metal. Genuda. Cioè, io questa canzone la scrivo, aumento di scrivere un cantautore. Certo. Aumento un Guccini, ovviamente non so a questo livello. Però la lingua mia la conosco e tanto mi viene facile, no? Mi viene facile, questo momento si sia da sbloccare qualche cosa, per esempio scritto il testo, in italiano, in inglese e gai, però a un certo punto, via sul 2020, sul periodo lezzo, in cui non sono aggorrato, non sono serrato in domo, vedo di sai, volia di sire e non buscava da... E questa cosa vi ha susardo? No, questa cosa di questo progetto. Questa cosa di questo progetto. In un momento mi sono bene a sacconca una paia di verso. Tipo, mentre si scrive la poesia sarda, no? Mentre si scrive, mentre improvvisiamo, l'abbiamo sempre improvvisata. In Sardegna noi siamo improvvisatori. Certo. Immaginate via tutta questa tradizione che teniamo di orroare. Per esempio, del maledire. Sì. Del frastimmare. Frastimmare, però su frastimmo è più su bestemmie. No, però attenzione. Frastimmare questa cosa è frastimmare, sì. Orroare invece è proprio frastimmare. Sì, ma adesso che appunti due teniamo questa bella tradizione, bella solidificata.
E poi su carnesimo a che li buscare sa rima a tutto. Tu mi dai una cosa e io la rispondo Ah, tranquillamente in gasta sos rima. induso, Chi si voleva sa sfida. E tanto teni in conca una paia de verso e che lo capi scrittos. E suonavano bene. I sa conca suonavano bene, urriano, no? E tanto a può provare a scrivere una musica, un pizzo, e a funzionare. Tanto capo fatto sa prima canzone, e capo fatto la seconda, e tanto bolio, io e calli uno, m'ha dà unu m'ha torrà una opinione, un parere, Uno parre, certo, sì. in pizzo su li E pariano. t'ha dannau. Cavolo, no, cazzo, ma questo è il black metal in sardo. Ma tu sei uno che ascoltava già i black metal. Deo l'ho sempre risultato, deo quando sono minore, mo sono 40 batteranno, Ca- ma quando tenevo 11 anni o 12 anni, ho cominciato a esortare roba estrema. E ti ascoltasta? E Nomene sì. ho iniziato Cannibal Corpse, subito, de Cannibal Corpse, poi sono arrivato, sono primo, so gruppo black metal, tipo Sor Mayhem, Sor Darkthrone, giusto? Sto su Sprutto dai, stauso. no, non è quelli manco tosto, so. Noi manco Eh, su mi affascinava deste i sol vogliano registrare comunque senza nessun mezzo. Infatti sul suono este quasi Lo-fi. lo fai da cantina. Eh, E però tenivano una carica energetica questo disco. Presa diretta, no? Che secondo me tanto Presa lo diretta. caivano gai, si ponevano in studio, magari affittavano un studietto, Certo, certo, oppure, certo. oppure buscavano qualche registratore e che lo caivano Eh. gai. E te piace questa cosa a tu, questo Ma suono te piace? a me mi sta agradando meda. Ovviamente abbiamo sempre risultato poi tutta questa declinazione de su metal e de su metal estremo. M'aggrada tutto, pro su este tosto, estremo in qualche modo, avanguardistico in altro modo, ti pone una cosa inaspettata e pro su m'aggrada. Ti piace? E pro m'aggrada. Ti piace? Pro su e poi m'aggrada pure su fattore antisociale di questo. Ah, De questo poita est unu tipo de musica secondo me est introspettiva, in un certo modo. Cioè, noi ci siamo abituati a vedere il metallaro, solamente gente è andata sul concerto, che è casino, si sbattano, poco. si sbattano una pista e sa. Stage diving. Invece secondo me mescamente certo disco, mescamente questo disco del black metal primordiale, namo, Punto un vaghetto profonduto, un vaghetto più a fondo. non sono i ziraos caras esterno, ma caras interno. Sono i riflessiones. Aumente una riflessione, s'arrennego sul rancore di uno che si deve vengare, per esempio, che si deve vendicare. Certo. Immaginate Ussu che si deve vengare, per esempio, e aspetta magari anni, prima di buscare un momento giusto può andare a caere sui de pecare. Mi piace questa cosa, questa cosa fonduta, no? Tanto a Tanto de fondo. ue Torniamo sul sull'oggetto. de ue mi veniu a conca proprio di istionare de questa tematica de bandido, tematica de vendittas, e tematica oscura. Barbaricina, prima potevo suonare. Eh, Sardas. Sardas, Barbaricina, poiché adesso Barbaricino, quindi poi mi viene di, cioè, non so poi me da sa storia, Certo. o sa, polizio me dar libro, Ti sei informato, non mi sai se... sono informato meda. Però non, secondo me a livello di oscurità, di tematica, non teniamo nulla da invidiare a nessun norvegese, a nessuno. E poi sono cose reali. Sono gli stetti al fatto del sambene, Sì, vero, certo. e Due è documentazione, no? mera documentazione, ma non solo di una parte teatro, della parte de su bandito eia, però così este uno contro de tutus, su bandito. Este un pa' aumente mi vio deo, no? Mi vio uno contro de tutto, o comunque non si accontenta da si incanalare in un andazzo
che li danno a satero, comprendi? E decano genocidio. Io ho sempre creato di sviluppare una personalità mia. Certo. E su bene e su male, poi poter pure non aggradare su modo che Vabbè, poi il gusto su fonte gusto, però questa questione è che se si cerchi una IA originale cosa tua. Esatto. Potete una IA, no? Gusto, certo. E tanto un po' mi sono immedesimato pure in questa figura, no? De esos bandidos, oppure de los fattos de sambere, de las vendittas, de uddu si chiuda su un monte a de notte, immaginadilu, poi che lo gente... So. Immaginati, de questa storia, poi mescamente su bandittismo, ottocentesco, per esempio. Questo si dice a monte. Sai per esempio, quando stai sviluppando, per esempio, su sequestro, sta cosa... No, certo, no. Non arbio osas poetica, però la biopoetica sommine solo, mancari siguiu de carabinieri, siguiu de tutto, a contatto con la natura, a massima tecnologia teneste su fucile. Non tiene de correnti ad homo, non tiene... Cioè, voi mancate de più voi o una cosa che mancare non manco un esce adesso, ma voi te però tu pensa a una persona gay, certo. Conosce tutto il segreto della natura. De su mondo, certo. De su mondo. Conosce la geografia di queste Olande perfettamente. Conosce tutto armata, tutto bestia, indice di te pappare in quella stagione, per esempio, indice di te pappare in quell'attera, indice di andare a ovile e magari la mantana pure lo sattero, comprendi? Certo. Poi te la gente non lo considera da un delinquente, ma lo considera un sfortunato. Il delinquente lo considera solamente su mere de su momento, certo. Tanto con in Savoia, o è stato italiano, però sono sempre hormeres, certo. Ma la gente la mantava. Sì. Quindi è uno disgraziato, non è uno... Che attento sottimava, potete suonare. Attento sottimava. Sottimava. E mancai, su chi ha fatto, mancai è scettico e considerato bandio, o una cosa che mancai manco fatto. Prima poi arrestavano solo per il sospetto. Certo, per il sospetto magari che barrava a battere chi mi messe in pressione, di che morivano a Harberbese, che si aveva tutto, ti tenia sprantato. Praticamente che perdia tutto. E sierde UE e questi o andava a pedire a se le mussi. Ma che scetti vuoi assimilare sta callincuno che ha dato la cosa e antannao è cusso. Culo. Questa è giustizia amava. Questa è giustizia amava. Se prima ho pagato. Ci dato un montone di cose che si fa in giro e noi sono da sciccauso con Attobius e Festas. La Festa dei Giovani, in italiano Festa dei Giovani, è un festival che esiste dal 1981 e nasce come festa paesana di zona da piantazonai, la gente sul luogo, la gente dei noi, dei Zarroc. E poi a pago e cresce fino ad arrivare a 1000 persone, 500, 1000 persone. Anche una cosa più spago, anche una cosa in più. Questa associazione in cui sono presidenti è di Giustizia e Libertà, che ha dedicato questa festa su 93 e da portare avanti questa festa fino a quest'anno. Quest'anno ha fatto 40 anni. Questa festa consiste in 3 o 4 giorni un misturo di musica locale, musica nazionale, cabaret, tutto cosa comunque che fa di spettacolo, dei giochi, una caccia al tesoro, e insomma giochi su pipì, c'è un vago di tutto, tornei. Questa festa tanti sempre fatta davvero ancora al parco pubblico, un bello parco che c'è in Zombida, con tanti di anfiteatro, tutti gli spalti. Noi abbiamo fatto pure un bello botteghino, abbiamo dei papà, organizzato alcune attività di questa vita. Si è tanta tutto e questa festa è gratuita. Il pubblico che viene da noi è vario, dipende dal suo genere musicale, dipende dal suo orario, dipende da quello che si propone. Noi cerchiamo sempre di buonare tutto, sia a mano che piccolo.
Quest'anno in particolare, che vi da sa 40ª edizione, ho fatto proprio apposta una giornata scetti poi mannos, poi tutti bene pure giovani, però incentrata su questa musica che piaceva a chi da di biannasci questa festa praticamente. E scetti una giornata, scetti poi giovani che non abbiamo su meta ultimamente, questa gioventù vuole rivendicata in un modo, quindi un genere più particolari che ascoltate spicciocchetti. L'obiettivo è questo che se cerchiamo di fare, di assicurare che prima o poi arrivi a Pellavello sempre più giovani e continui questa festa, quando devo un mappa morri pure, però questa festa voglio uscire che esiste ancora, perché è una bella tradizione che si poteva fare in Seconda parte di questa bella regionata de oggi, siamo con Ignazio Cuga de Ovoda, siamo sempre in Fuedos e Sonos e siamo sempre in compagnia di Alessio Mura in arti su Maisto. Oggi siamo vedendo con Ignazio, siamo parte de Creu, Creu. Cauinai, Itionai. In italiano non ha. Certo. Quercia. Quercia. Sammatta e tenemos de prusu. Sammatta Reina. Iso e su Creu, Seli e su Sumerzu. Quindi quercia roverella, quercia da sughero e leccio. Leccio. Questo sono i prusu che tenimmo in bidda. Poi va pure a matta, va a mattar della macchina mediterranea, Certo. va a mattar di cada tipo. Ecco, Olostri. ecco, itta accappio, itta relazioni tenisi con su padenti, con su bosco. Ti immagino già, sei uno che a un certo punto, quando vedi ora libera, pica desinciando dal monte. Sei tu, io no. Si tenzo... Ma a me su di libera. No, e tenzo una grada là. Poi mescamente mi candela a piste o rocca, in questo orlo pleno. Ti piace? A maine. Prusu creso un sedade e pru mi mutti di artaria. Cioè si pensa finza a sus. A cantare che su culo e su monte. Magari mi che vivo su a Che ti piace questa cosa? Ti Ti inciagatta, se sono ambienti cosa tua? È un momento di riflessione. Mescamente si tenzo carchiosa interiore di risolvere. Mazzuda da usambiente, su sono spuzzone, su duventu, su sono a scossa, devo sarramo di simmoene, su spasso che in pizzo de serba o de Sfollas, della cosa, no, certo. mi che pia da un altro mondo, mi torna da questo momento che mi torna a pagliare sa natura, no? Certo. Tornando a sa essenza, nammo. Su frago, no? Finza da su frago. Su profumo sì. Se in duso, a me pure mi piace. Di quando tengo un pachetto di tempo libero, vivo e minciando. Devo vivo in sovrano. Però accanto a mezz'oretta di macchina su Monte 2. E quindi quando posso vivo e minciando. E mi anda, mi voglio in pace con il suo mondo. Ti serve di commenti ispirazioni per questa musica che fai? Se possarti cosa tua? Comunque, casa singui, mi serve di. Scrivo. Mi serve di. Però non scrivo mai in cui penso, in cui mi godo su momento, certo. non deve essere, pure su scrittura è una sovrastruttura, si che pensa, è una sovrastruttura umana e non è dettata dalla natura, ma è una cosa che una cosa che ponimos per la relazione tra di noi, certo. Quindi la natura, secondo me, può tornare a issa, tocca a che mo è tutta una sovrastruttura, tornare umine, tornare terra, non mentenavano, no? Tornare terra, poi si tornare a pagliare, usa terra e tutto. Certo. Non sono uno dei andare a abbracciare con Sarbor. Devo sì, questo è un problema. Però ma poso il Sarbor e mi mancare un po' all'essere gli aborta. È bello. Però scrivere pruso in domo, poi in domo mio tenzo gli studi mio, tenzo lo squadro mio, tenzo tutto il libro mio, e quindi este sul luogo può caere, può vairi, no? Certo.
In cui este su lopo, invece su monte este su lopo meditare, può pensare, può risuonare tra tue e sui serbiende, e sui se percepinde poi, non ser solo viende, se sto ande, se s'annussande, mentre navas tue, se si intendende. Tu sei sempre bivio in Ovoda o ci sei stesi a lavoro da sabida Tanto de mi che son moio de vidda, so abbarrau in vidda chinza a 20 annos. Poi mi calamuto in militare e non l'ho fatto, so che attacca la mosca e ho fatto la domanda di servizio civile. Quando mi hanno mandato a Durgale, premessa, quando tenevo 20 anni odiavo vita, cioè per me li poteva allora una bomba atomica Ah. completamente. Però poi questa è un'altra storia. Quindi Comunque, militare, servizio quindi ho pagato il civile. servizio civile in Durgale, tanto ho avuto una pilocca e mica sono andato a Roma. E che sono barrato batteranno in Roma, quindi ho speso striballo, li potevo buscare, mattatoio. Figura, non tenevo né patente né diploma né nulla, qui un punk praticamente, allo sbaraglio, un po' In Roma. in Roma. Ti piaceva in Roma? Ti piaceva? Mi aggradava a me sul fatto di poter andare a via il concerto beh. Manno, ho capito bello il gruppo, mescamente di questa cosa estrema, e Certo. tornando prima. Dogna Dante, c'è Poi no, e quindi poi con Gallo un'era un'epoca precedente a internet, prima. Poi su imbuscava pure di musica, quindi mancari che un po' eravamo un CD, un panzo di orane, ti che caia sa cassetta. Però lo devi rispettare, questa cosa non è sempre, non sempre. Invece mentre che sono andato a Roma, Concerto, musica, concerto, gente. a poi cominciare a sortire un gente, e sai sortava di tenere a collezione ermanna, e tanto masterizzava con CD. E questo è gai. 12 volte tornavo infatti in ansia, che battio pacco di CD, e tanto uso un panzo o un panzo di tenio da tre arbidda, e poi in bidda praticamente Spagnasta sta musica, siamo no? sempre stati quasi solo a ascoltare questo tipo di musica. Sono stato più su hip hop, roba gai. Però uno si addentrava pure, però questo un panzo stava di nuovo, quindi veniva da Suchine Ida, e quindi la maggior parte della borta risultavo a sola. Quindi sei fatto 4 anni in Roma e dopo Roma e A posto di Roma sono tornato a Bidda, a Manzano triballavo vendono corro e pane, del pane fresca, pane carasau. E a Merie a Serale. Mi sono iscritto a scuola, mi sono prima patentato, poi tornai a iscrivere a scuola e mi sono diplomato a Serale geometra. Poi di UE, questo una paia di anni, 2 anni. Poi di UE ho buscato un triballo in Castello, non in Castello, in Monastir, veramente. In una tipografia, manna, forse è un premio plurale. Certo. In una tipografia manna che ho barrato 3 anni in UE. Poi a posto di 3 anni, ovviamente triballavo, sempre risultando in musica, tutto lo sconcerto dei E vicini. suonasta lavoro? Gallo nono. Gallo nono. Devo non appuntisci suonare, chissà chi vanno Skype pone. Quindi a Mannicedo. Però sai, tenevo sempre l'idea musicale. Certo. Scrivo il testo, infatti avevo, cioè, ho sempre cantato poi. Ho sempre cantato. In tutto il modo, sia in pulio sia in abboinante, sia forte. Sì. E poi sempre tenti idea musicale, quindi poi cominciavo prima a smanettare un po' unos programmi del computer. Ecco. E quindi poi cominciai a scrivere musica gai. Però a posto di bindiganno, praticamente tenevo tutta la teoria musicale in conca e non dicevo poi neanche un po' di pizza chitarra. Quando a posto siamo un po' misturando, no? Non ti fai nulla, anda bene. Poi cominciavo a suonare un po' sul periodo dell'università. Poi a posto di questa tipografia, mica sono andato, vestiti un licenziamento generale, e tanto mica sono andato un anno e qualche mese a Barcellona, sempre una trapilocca, sono stato un po' gai.
E poi non che siamo tornati, tutti e due, chissà che cos'hai tanto sanno, in Ive. E non che siamo tornati, Ed in cui io voda. no, de UE mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti a Tattari. Ah, ecco. E tanto mi sono poi laureato in Ive. E tanto... Aspetta, voi c'è quest'altra, posso aggiungere una cosa in Eh. te? C'è quest'altra arte che ti piace a pintare? Io infatti sono laureato in grafica. Quindi, Sono laureato in grafica, però la musica è sempre stata per me estremamente la pittura visiva. Pure scrivendo, devo scrivendo film, sto scrivendo quasi un copione, sto scrivendo tutta un'istoria. Quindi per me è tutto visivo. Per me vanno a colori, se vanno a sono, mi trasmette un'immagine. Bello, questo tipo di percezione, certo, quindi mi viene certo, di... certo. Mi viene Cinematica. Cinematica, in un certo modo. Cinematica in un certo modo. Bella questa cosa, insomma, questo percorso cosa è un percorso vario. Vario. Poi te a capo posto un mezzo tempo a un prendere te direzione, voglio piare, però decidi a bene. Poi te a mezzo tempo questi un po' vincolato a su i basicamente i famiglia pensavano di piocare, cioè buscare un triballo, un stipendio, andare a triballare donziadie e poi Cogliao, figlis. uso su sonno e mamma, ma non dico si li a bene. Uso sonno e mamma, ma non dico si li a bene. E poi uso sempre creare un po', mi ho sempre buscato un po' magari triballendo chissà se sono esistite alcune esperienze interessanti, per esempio sulle tipografie sono state interessanti, esperienze. Certo. È sempre bello apporre in mouse in cosa comprende se come si fa in te cose. Comprende tutto il processo, tutto il processo, è interessante. Nel senso, grafico vero, insomma, scisi essa tecnica e essa pratica. Essa pratica. Poi qui legatoria, quindi proprio una cosa bella. De mano. Artigianato. Non proprio artigianato, perché comunque per in macchinario. Certo. Un manno che è una 21.000 coppia, sa. Però comunque vedi, sa, per di gente, sai, andava un'edade, indicia che lo libro a mano, comprendi? Quindi è affascinante questa cosa. Poi vabbè, arrivava a stipendietto. E via. E uno triballa povuso alla fine. No. Se no, a te lo striballo all'infuori delle sarte non d'avevo fatto. Si un po' bene, non d'avevo fatto. Però serviti. Intendai a essere artista, secondo voi? Volennare tutta la vita ti cai su quello voi. Non ti caga nessuno. A meno che proprio non becche se su ettesinata s'allineamento dei pianeti giusto. Tipo un po' mette su sé, ovviamente mette su sé in questo progetto. E sta gradato e quindi un po' girando volumeni su me, su devo sappero. Però secondo me la vita dell'artista è una vita un po' trista. E me dal borta ti che allarghi ti che zucchia pure delle gente magari ti vuole bene, sul rapporto de coppia. La maggior parte della borta si cantano, si che truncano, tipo mentre si trunca un frido, non ti comprende, poi non ti comprendere. Cioè, non comprendere se tu a barrar de horas a innanzi di una tela, si striballando. E se tu tienes un'ispirazione in quel momento, se non la dedica a sola, poi non la tienes più su. Si che o la da... e ci la perdi. Magari che la sperdia. Poi noi abbiamo non di una dia satira, ma da che minuto scade, certo. Andiamo a iniziare questa istionata, certo. Devo una persona diversa. Certo. Comprendi? Certo. Mi rendo conto. Devo pico de due e tu pica a me. Certo. Ma poi che sa essere innanzi alle telecamere, non è una cosa di donzia, non sono abituato. Però già sei abbastanza tranquillo. Ma poi te a... regione. Non ti più su palco. Secondo me stai su questo è un palco. Questo è un palco. Infatti lo so interpretare. E poi, no, andavo tranquillo su questa
si navigato con leggerezza. Sì. Lo stesso senso. Sì. Come sempre si piace andare a cercare su che punti straballo su che si va in non a suva del suo alco, ma a papa del suo alco. Con Misty Morning ho fatto tutto i giro in Europa, io collaboro con isso, so da che hanno 90 picciocchetti, so che sono nato per la prima volta in Sarajevo. Questo che ho fatto ho avuto questo che si narra in gergo tour manager, nato babysitter, e hanno so compito mio a tenere tutta questa situazione. Che hanno sono nato in Sarajevo, picciocchetti sono 90 minorenni, e ho avuto una responsabilità manna con Mimmi. Sul compito mio è questo che tenere questa situazione sotto controllo, che qualcuno non sa da perdere, a qualcuno giro, a rispettare gli orari, le regole, e in tutti i tour in Europa devo fare io pure su driver, cioè guida io su furgone. E quindi devo gestire tutta questa situazione, viaggio, ai tora non si devo pesare, ai tora devo andare a dormire, ai tora dipende se sono, suonare e tutto. L'anno passato ho fatto su tour manager per meda band, soprattutto meda band sarda. Ho fatto meda giros in Europa, ma tour europeo m'hanno spuru con il King Owl, con le Farmers. Puoi imparare questo mestiere e duole meda gana e meda serietà. Tocca ad attendere una visione globale di questa situazione e si impara con questa esperienza, meda attenzioni e passioni. Poi te punti orario sono meda istrintos e meda serraus e poi si ormi pago, tocca da guidare meda, ai borda si ormi di logos meda particolari. Dipende da questa situazione. Ho gestito situazioni meda varie, da hotel a 5 stelle a logos autogestios in cui c'è un materasso, un saccappello, però in situazioni che formano e creano un rapporto meda bello. È un lavoro meda speciale, bisogna essere meda disponibili, essere flessibili a vivere ogni situazione che si presenta. Tocca ad attendere un spirito libero e accettare questo che tutte le situazioni che capitano. State tresi dei spartisi di questa bella regionata di oggi in Fuetus e Sono, sono in compagnia di Ignazio Cuga. Ignazio, ci funti due fuedus, che mi piace. Uno esti tradizioni e l'altro esti sperimentazioni. I momenti pesenai, i tanti pensa adesso primo e tanti pensa adesso secondo. I tioinai vodui tradizioni. Posso essere. Poi si nai tutto su io, se noi siamo in democrazia, poi si chistono come te, se Vabbè. noi censura non ci indai. Cioè, non frastimmi. No, se non veste su motivo, Bravo. se non veste. E tienai tradizioni. Intra da questa tradizione in questa musica cosa tua. Case si visti un finza sai. Intrada poi te a su iscrio esti salimbambia e crio de l'iscriere su più su in maniera più su Itte si può denare fedele in sardo. Fedele. Più su vera. Aumente istiona la gente, aumente istiona la mescamente sono bezzos. Sono gente anziana, pure me trasporta esclamazione se magari sono andata a sperdia, sa. Devo credo della recuperare. O lumenare ossa. E teniana magari linavano carchi ossa particolari, linavano carchi lumene particolari, credo sempre della Andas a dire su ciccai i nomini, si scosa sa me particolari. la scrivo, istio me da pure con gente luminosede e poi in dom amo sempre istionato in sardo, dando sempre minore. De frate mio non sono pensato in sardo. Questa è una cosa. Poi invece, andare a sorre mia, doganno a pustri de mene, ahí sono a pensare in italiano. E sono due vuoi adesso usato. Sai lui istiona, non pa, però più su istiona in italiano, lui prende de tutto, pulisa este insomma, un po' folk, insomma, este attacca pulisa la tradizione. Però este prospa Beh, un giovanetta, dai. vabbè. Ascolta,
Tu hai scritto in sardo, da Sinnao, no? Sì, in sardo e vidda poi, in sala dei vidda. Poi testi importanti, poi testi di importo questa cosa, secondo te? Con me, prima di tutto, io penso in sardo. Poi pure un po' la tematica che tratto. Su sardo è più sareste, è più su Beh, sentimento. primigenio in qualche modo, è più su essenziale, è più su attaccato a su sentimento, più de su concetto, quasi. Este aumentando uno devo fare per esempio l'esempio de uno che si inquieta. E quando si inquieta che naide pure se non che vuole narrare. Con me un sardo te ne devo Nara sa meta de druso, con me un sardo te ne devo stu galusta questo sapore nammo, questo sapore. E poi pure la tematica, poi istionare de Busco, de Montes, de Orroccas. Poi al mido mentre non ha Orroccas, no, è un brindisi. Mi viene più facile, mi viene più su Più naturale, e non poi, lo e sai, poi no? è pure secondo me è più su poetico. E poi che tenzo a su fatto questa lingua che barra di qualche modo scritta. Poi non solo in me da so iscrivere Certo. in limbazzo di villa. E questa generazione che sono venendo lo sono me da sono mantenendo, però altro che lo sono perdendo. Non lo vuoi tanto usare spicciocchetti? Un modello che so Tu non non lo conosco. Non lo conosco nemmanco. Che lo stilo poi si andare a mancare su babbo. Imprendi? Certo. Però me dai, stiamo in italiano, e sono sempre attaccato al cellulare, e sono sempre... Questa è un'altra questione uso me dar morta, cioè non lo viene più solamente un mezzo. Per me è un attrezzo sul cellulare. Una ina, È una cosa che mi deve servire issa a me, non devo a issa. Non deve essere schiavo, no? A volte l'orbire stessio in silleri, sono in battero, tutto quanto crava sul cellulare non questiona. A conca incruvata. Non allegano tra di iso. Sono in cui che sono perdio, che sono stai isolato in qualche modo. Non te ne manco bisogno di andare a latittare, ma che sono stai isolato, che sono stai in un certo modo bandito, no? Sì. Però ognuno vuole fatto sono il bandito della vita. A me un po' mi dispiace questa cosa, non so contro della tecnologia. La tecnologia ti deve servire, ma non deve mandare issa. Deve mandare sempre tue. Certo. Se tu sui guida a macchina, se tu sul cellulare a lui se li studa, sul computer a lui e li studa, ando con le stue. No, Alexa accendi la luce. A me mi piace da coglione, vedete che diventammo. Cioè, a me questa cosa mi piace da coglione, poi perché stiamo diventando zombie. E questo mi dà fastidio. Dobbiamo abbarrare uomini, gente. Certo. No, uomini che emmina e tutto. Certo, no, Però, hai ragione, certo. Essere umano, in questo senso. Cioè, sa cosa nordana non deve piare, questi dici che pone di sammere e noi siamo solo dobbiamo servire, no. La tecnologia mi deve servire di sammere e stessa sarà a mia, non deve essere a suo. Giusto è. È vero. Ascolta, fai intendere un'altra cosa, che se no mi piace quando te ne abbintano su che vuol dire di gettare a bomba. Sabida cosa mia. In moglie si cambiò, mutava che non si idea, no? Certo. Ma tu? Ma sai andando su in Roma, sai andando su moglie a Roma, mi so abbizzato de su in tenio e in un bidio. È sempre ricci, vero? Certo, alta di no, me la morta ando qui per pilocco, un anno. Mi lamentavo di che ho fatto con i gente sempre vadiante, probabilmente di vestia, sempre vadiante lo cazzo tuo, sui Ias, a minore che li gettavo, che li gettavo con pedano cimento friscio, tornava a dome e mamma lo diceva zai. E non ci vede internet, non mi manca un WhatsApp. Figurati. Però ribanta. E non mancare no,
E quindi mi dava fastidio. E poi comunque solo, non tenevo meda gente da condividere su questa passione mia. Certo. Che alle uno vecudi, non posso andare qui completamente solo. Però volevo dire altra cosa, mi paria da una specie di... Vabbè, ovvio sta su Mi mondo, paria di una no? specie di gorro aperto. Però de due non ti tremia, de due non ti potevi spostare. Iniziava da su, finiva in zos e poi tornava a su. Sempre la propria passizzata, nammo. Ascolta, ma a parte cosa tua, Eh, io stessi su proprio che non festa sta nascio, o meglio nascio, Secondo me- pensavo in ovoda. secondo me no. Mm. Secondo me Quindi, no. este Poi intro da de donzia sarti vita, cosa tua, no? ma poi da donzia vita poi tenere su caratteri su. Mm. Come noi in vita siamo una vita tranquilla. È una vita creativa, posso Questa è una dire, vita posso creativa, aggiungere. sempre sempre pittore, poeta, musicista, insomma, è sempre stata una vita... Adesso è saria. non dice te oneste, non dice te No. oneste. Però poi devo tornare alla questione di andare qui Piloco, devo tutto altro giocavano a calcio, a me il calcio non mi piaceva, poi da tenere pure qualche trauma infantile, secondo me. Potete essere. Poi tante volte mi poneva a urrere, solo un panzo che riano. Si ponevano a irriere. No, E tanto di UE non può più fatti sport, non può mai fatti sport. E in momento la popia antipatia. E cazzo di lì, poi ti pigliavano in questa bida, si dividono un po' diversi, un po', ti pigliano un po' su uno. Ah, l'uscio, Ti pigliano un po' su uno. certo. Quindi si non tiene, e stai al limite del bullismo. No? E stai al limite del bullismo. Si non tiene un po' di carattere, poi lo a rispondere, poi a Ti tornare. venia sta? De ueia. Ah. De ueia poi non mi prica nessuno, ed non mi imbreno nessuno. Però se uno tiene un carattere un po' più su teneriso. Noi non sono sensibili. sono sensibili. Debileddo. Però è un po' più su teneriso, magari Sensibili. sono sensibile devo pure. Chi da Però, gatta sa... No, certo, però non in questo a senso. un certo sì, mica se una veduta ammazza, tanto a Ma rispondere. certo, però chi ha gatta Onestamente sa... non lascio. Chi ha gatta sa questo che si fa di poi in spesa sopra, i vita Capito. nostra sa... Mancare lo demolini emotivamente, Di psicologicamente. dusciuscia, è vero. Prendi. È vero. C'è gente in mava, Ma non manco, este è il piloccheddo. Este è questione di no, piloccheddo. spiccioccheddo Este è questione di su- piloccheddo. Spiccioccheddo Piloccheddo, un po' certo, sta bene, interrompito. viene, i sascamiglia, questa ora, però mi sempre stati un po' questa cosa su piloccheddo un po' per umano, o per forte, della classe, per esempio, e mancare a del bileddo, lo pia po' su uno, Andiamo a tua casa. capito? Magari lo casano in due, sì? Due Capito? scuccata. Comprendi questa cosa? Fai danno. Poi fai danno. Poi che danno, Se sono brullenti, però è vero, se vuoi fai danno. sì, Perché voi- sì. C'è gente che invece vuoi... Poi dico di gusto, più ti Eh. inquietava, più ti incazzava e più ti lo caivano. certo, dipende a posto. Certo. Normale. Quindi non pao gai. E quindi dopo me frequentavo il calcio, ora invece tutto quanto quello appassionato del calcio, in classe mia, Su pallone. pallone, tutto bravo, ma pure gente tenia da... Che te dico, cioè, a modo qui un po' grassittello e gai, ma pure su gruscio di me ne zoavano, non prendite questo, invece devo... Vabbè, non ti piace. No, avete questo speciale trauma infantile, come mormente prima. Non mi ha mai poi pigliato, ho sempre fatto una vita un po', cioè, mi andavo in biblioteca, mi aggradava un libro, insomma, mi aggradava la pittura, sai, attenzione, uno sì, è padrino pure del Battiale, di quel pastore, però è pure pittore. Sì. Tanto che battia un libro a domo, quindi devo... a 9 anni, a 8 anni, qui zeva di Dürer, qui zeva di Michelangelo, qui zeva di questa cosa. E quindi cresci con lui. Tu sarti come che Poi duro, in no? biblioteca pigliavo un libro o di natura, pigliavo una macchina animale, a esas formas proprio, però, visivamente proprio. Galuomo, oppure pigliavo libro di arte, oppure ontos, tipo... dalla storia infinita in poi, comprendi?
Poi ho cominciato con il romanzo, con tutta questa cosa. Essa formazione cosa tua? Tutta una formazione. Ho iniziato a arrivare alla letteratura gotica, Edgar Allan Poe, Lovecraft, tutta questa cosa del metallare, ornamo. Questa musica non è scelta questa chi si ascolta, ma è pensa questa chi si bidi. E da Castiaso con questa rubrica videoclip.
State 4 de spartisi de questa bella regionata de oggi Foedus e Sonus, se sono ancora in compagnia di Ignazio Cuga, e se sono come ti fate sempre, sul programma Cosa Nostra, de tutto, de musica, de vita, de arti, e poi de arti. C'è questa cosa che mi piace di lui, io so puoi dare un pacchetto, ma non meda, che è sul fatto di pintare, no? Quadros. Quadros o illustrazione, m'aggrada sa grafica, m'aggrada su disegno. So sempre stato un disegnatore. Contasi uno per questa cosa. Apo sempre teto una passione deo non apo mai inzappilocheddu, non apo mai volziu giocos o videogiochi. A me ne bastava mi battian olores, matittas, carboncino. Poi m'avian regaladu os primos olores a olio. Sempre custu padrino Pastore di Napoli, mi battiat un libro. Pastore che però pintata. Pintava e poi teneva un montone di libri, teneva una biblioteca De fornita, arti. De arti. non solo de arte, de narrativa, letteratura, de tutto questo tipo. M'avian regaladu os primos olores a olio, però deo sempre stetiu prus po sa matita o comunque po sa china, po su bianco e nero. Già il black de Inzaras. Da un certo punto di vista, da un Certo. certo punto di vista, sono sempre stato appassionato a sa xilografia, tipo, difatti pure sul disco, apo vorziu ponne questa immagine de Mario Dell'Itala, de Remo Branca, de tutto questo, e poi pure de Ciusa, poi m'aggrada poi La madre del bandito. la madre dell'ucciso. Dell'ucciso, scusa. Madre dell'ucciso. Poite a me m'aggrada tenere un dramma in prusu su bianco e nero. Cioè su colore certo. pode tenere È drammatico, certo. su colore pode tenere un dramma Però tocca però anduscivai. però su bianco e nero zai un dramma issu. In un senso sono i due estremo. Comprendete? Certo. Non bana Ias de del messo. messo, o è bianco o è niente. il bianco e niente. Poi certo ma ne sfumatura de grigio e gai, de inisazzo. Però tenete sempre Nenzi in pizzo meu ha sempre tento pro fascino, pro forza, sempre stato pro su attratto tirau su bianco e nero. Ascolta, accanto su fatto de pintai intrada in sa musica e canto sa musica intrada in su pintai. Po mene totus appropriaos. Po mene totus appropriaos, poita po mene sa musica
este visiva, este immagine, mazzina. Su iscrio este tipo, mentre stai scrivendo quasi un copione di un'istoria, quasi un conto minore, e che deve barrare in quel minuto, però barrala. E poi pure s'allega, ti dai sul ritmo della musica. E me volta de iscrio prima s'allega e appusti sa musica. La musica l'iscrio in pizzo de s'allega, in modo de non su non poteste a guastare sa limba, a guastare sa istionada. In su sensu, metal musicista non comprendere, mescamente metal, non comprendono si tu no andas in pizzo de sillaba metricamente, poi s'allega si che pappa sa musica. Se tu invece metricamente carnese andare enza bocchire sul riff, nammo, Certo. enza bocchire su zero, e carnese a respirare, sia s'allega sia sa musica, tanto in cui sa canzone a barra d'inconca, sa canzone funziona. E quindi non posso alterare accento, non posso, quindi deve essere lineare, deve essere un mente noi la nammoso, deve essere iscritta. Podui est prus de importu, funt de prus de importu is fueddus o su sono? Secondo me non sono cioè me volta deo mi cazzo mente può narrare, me volta deo so contento de su api scritto, no? Però penso pure enza su suonu, enza sa musica, e poi su suonu est puru, quando tu la lezze, puru s'allega est un suonu. Certo, cussu già, ma deu cando nau Però sono, nau tu sa nai sa musica, musica. certo. Io penso non mi vio non mi vio né un poeta né nulla, mi vio più su mentre uno criada de iscriere canzones e funzionano, mantenendo esa limba insomma che sia da bene nada, quindi non mi vio né aumento un poeta. Poi certa carchi punti edda la posso tenere de Certo. puro, de poetica, poi uso della poetica dipende pure un me da esa tematica. Se tu esti de certa cosa non de podes tenne poetica. Cioè tipo osa me dal voltas deve essere a mente posso narrere. Diretto. Deve essere più diretto. Invece a Terra Mortal magari ti sofferma in un particolare, ti sofferma per esempio, tende lisso, in in unu antro de sole intra in mesu de mattasa e anda a illuminare per esempio sa bua de una domoiana e in cui su pospore de sutta de samba si carzia comincia a evaporare in altri della domeia. Quando descrivende ussu, comprendi? Sa poesia Magari certo. un po' di poetica potrebbe essere, però si descrivendo un omicidio, si descrivendo una vendetta. Cioè, a meno che Tu contas a s'unu e s'atru in stessas cosas Totarduo, tuas, no? certo, C'è questa certo. cosa, Crio un paghetto crio sociale, come ti sei now, no? Un paghetto... in dozia cosa crio de ponnere sia s'azione de Mhm. su sia su personaggio ca de s'azione, e sia però su contestu, si est un apposentu, si est un buscu, si est un corriau, si est comprendio, si est unu campu, si est una rocca de un monte, È tipo un film, no? tipo unu film, tipo unu film. Est su totu Cioè di ontu. sta scenografia, su personaggio e sta scenografia, per esempio. Eia, Certo, certo. ergai. Ascolta, tu scrivi prus a su notti o a de dì? Sei un personaggio che Non ti piace di tenzo su notti? m'aggrada su no. Finza o stu periodo in cui stu triballo so vabbè. caende, non tenzo più notte, praticamente a de che notte te tenzo dai sonno e quindi mi cambia a dormire. Però sì, sa notte este più su riflessiva. Creativa. Eia. E poi pintai, Può pintare a de ti serve dì. sta luce. Mi serve sa luce. O a de dì a luce naturale, oppure mi serve questa luce bianca, che sia una bella forte e via, proprio un dettaglio. Poi tadeo poi tipo
sono un po' fuori tempo. Iperrealista. No, non Ah. sono manco iperrealista, però mi aggrada mi soffermare magari in un dettaglio. Particolare, sì, certo. Particolare. Senza se non sono iperrealista, magari può essere pure, intenderisco, espressionista, no? Dipende dai suoi solo mi vedi. Posso fare un astratto mentre posso fare uno figurativo, sono più figurativo, però. Però a sora intenderisco, magari disegnando una mano e tanto che gli vuole scrivere tutto la splica, gli vuole scrivere tutto so prendi. Sì. Senza c'è una mano disegnata, poi aumenta la disegnata intenderisco, Robert Crumb. Mhm, Può narrare, no? mhm. Se non dice non sei Certo, su certo. fumettista Sì, certo. psichedelico. Pure su fumetto, per esempio, ma da sempre. Ti piace? Sempre. Ascolta, i canzoni e i squadros, cosa stoso, si invillanta. Non pauia. Dove est una Eia, account? eia. Senza si in so squadra sono belle sempre figura solas. Mm. Invece la canzone è meda più meda più descrittiva da un certo punto di vista. Poi sul quadro è più sintetico della canzone, in un certo modo. Cioè, pone più a lucare. Dipende dal suo quadro, però. Vabbè, certo. Però si immagina ti arriva tutto in una volta. Invece la canzone deve parlare un'ora, deve parlare un minutaggio, può la sorbire e a volta te la per tornare sul poi magari la prima volta non la comprendi. Certo. Invece sul quadro sul quadro può essere manno, però ti arriva tutto in una volta. non comprendi sedotto subito. No, non è sempre no, non è sempre attenzione. gai, non è sempre gai, non è sempre gai. Beh, immagino che si busca innanzi del giardino delle delizie di Bosch, Certo. non che lo vi sto tendo una volta, però sul primo impatto ti colpidi sul primo secondo. Comprendete? Se tu Questa canzone pure, però, no? però Sansone No, secondo sta canzone. Sansone è, però Ci punti... questi cazzo proprio musica orecchiabile, comprende, certo, canzoni se canzoni. Ma canzone Quadros si crio e mantenne comunque la melodia, pure su e pure si deo comunque a boino, no? Penso medar è forte, deo sta arraschiata. Beh, come te si va in Però m'aggrada su generi che si scioperà. però secondo me sul difetto, cioè su hanno sempre attento del difetto, secondo me questo genere estremo e non si comprende Su Inanta. Invece a me m'aggrada che si comprenda su Inaide. Pure se uno, cioè si comprenda innanzi la fonetica, poi un medal morta, che uno in Ordevid o este de un'altra parte della Sardegna, mancare un po' pure Già è difficile, sopra adesso è difficile. È più male, poi teniamo star meda aspirata, meda sa però senza a livello de fonetica una cosa può arrivare. Cioè, se io mi sorto un gruppo black metal norvegese e anche del norvegese, non mi poso manco minimamente un problema dei suoi ernaende. A me non mi aggrada ma arriva comunque simpatto. Simpatto della musica. Poi magari si sa osa in una maniera più profonda, tanto posso pure andare a mi creare te si vostro si stesso su disco che si fatto. Testo, a proposito del testo, a proposito pure la traduzione, posso in inglese, può dare se uno vuole approfondire, può andare a seguire la traduzione, se uno fa inglese meglio. Cioè, nel senso, non sono e te ne devono, non tengo una classe, di inglese. Però ti fai si comprendere. Questo inglese io ho imparato della canzone poi, ma poi tradotto quando qui minore, quando qui giovane. Ascolta, questa cosa, questo disco da si fatto, questo progetto da si fatto arrivare fora Savuro, fora dell'Italia. Este sì. Che anni punti stetti sai su feedback in inglese si danno, no? In risposta sai che si Sul riscontro. Sul riscontro, come ti andava? Sta andando bene. Poi secondo me non si rispetta tanto. Secondo me chiunque in Sardegna si sia da Corziao a questo genere di musica estrema, secondo me ha pensato di fare un progetto in sardo black metal. Secondo me l'ha pensato. Quindi l'idea non è mia, non mi intendo su babbo di questa idea, non intendo la paternità di questa idea del black metal in sardo. Secondo me chiunque ha disfruttato black metal in Sardegna l'attenta a questa idea. Il problema poi è a lucare in maniera, non in italiano, in maniera compiuta. Cioè,
Isa cosa Fatto commenti si il torre, spettano. isa limba torre bene Certo. e isa musica sia da comunque cioè carnessa da sa musica puru a mantenere su i voler narre un s'allega, a sostenere, si narra in Certo, italiano. sì, sostieni, certo. Quindi secondo me sto attento non mai, ovviamente non stai attento a un successo, No, perché certo. poi comunque siamo in underground. O la demi termine che non è sardo. Sì. Su sotterra faremo ormosina gai, faremo È ormosina. leggio. Però è No, black metal. è black metal. È Su metal. sotterra è il black metal. Però non esplichi sul concetto. Comunque siamo in underground. È andato, quindi insomma, si è fatto stimare bene. La prima questo tiradura sì che ti sparia. Deo dopo che tu 30 scoppia, disco. usi spettu de che l'arbender non hanno messo. Tu è onta a maggio dell'anno passato in Sant'Andria, non detenivo più, novembre, non detenivo più Bene, coppia, bene. non tenivo manco più una Ti coppia. ha rifatto la nostra possibilità di suonare? Certo. Fora No, Savuru? Gallo fuori dalla Sardegna non mi suonavo. Mm. Non sarà un motivo pure al continente, Ma io non potevo andare, non potevo andare in questo vabbè, momento. certo. Se no, noi siamo in Lampada, non vogliamo in continente. Però non... Vabbè, c'è adesso in maniera, vero? Credo di organizzare posti veri, lo potevamo con questo triballo qui appena entrando, lì qui appena entrando, non voglio detto Certo. mi piare una ida, cioè, Ma fai una tournée. quindi poi preferito ali spostare a Esperienza. Siverro. Questo adesso un progetto vostro benedore, su suonare fuori. E poi no, sa cosa mi sta aggradata di più, perché sul disco praticamente l'ha pocato quasi a sola. Perché no, per me buscare gente per suonare. E invece un mente stessiu, ti ha pure una certa curiosità da parte del musicista e poi si sono aggregati e siamo diventati un gruppo del live, del concerto. Tu sei tempo sono nominai però. Tutto sto spilocco che sono Tu sei usato sul live. tutto Tu sto sei spilocco, nominato. certo. Francesco Noli su primo, Francesco Noli aumenta inteso sul progetto, ma no, se ti serve un chitarrista, Francesco Noli De Sarule, De Sarule adottavo a numero. Francesco, no, su primo, aspettate, su primo non è Francesco, però este su primo si sta aggregato a posti, poi comunque in su disco Nicola Piras del Nulvi aveva già suonato la batteria. Este è l'unico strumento che non ha suonato sul disco. Sul disco ha suonato chitarra, basso, e pure anche altro il mandolino, e poi su suono non dava Filippo Mereu, Erdega voi, e non ha fatto pure un certo passaggio di ambient elettroacustica, queste bene di scuola di elettroacustica. E Nicola Piras quindi ha suonato sul disco, la batteria, e este è un mostro, la batteria. Francesco Noli de Sarule. Poi Francesco Noli de Sarule, tanto. Nicola Piras de Nulvi. Francesco Noli de Sarule, satteru seste Che sti entrao, sì, no? che si sta aggregando, un Deo stitiu attratto, no? Stitiu cassao, che la cassao sta musica e ha fatto sacrificio, ha usato un anno di prova a spare, venire a Bidda, su venire a Donzea Ida, la paese riconoscente per tutta la vita. Questi sforzi. Mi a buscare gente disciplinata. No, certo. Non è facile. È una rarità. Sì, È una rarità completa. Buscare gente che si vuole ponere. E poi l'intende di Indraito. Poi, a posto di Francesco, sta arrivando Mauredo. Mauredo li ha ponato Deo, siamo un panzo, suoniamo pure i Sosiliense, spari. Mauro Medde de Cavoi, si entrava su basso, e poi l'ultimo este entravo Francesco Mureddu de Macummele, e pure su andato in su disco aggradato, noi siamo con notto su primo de maggio dell'anno passato, noi abbiamo olvidato de persone per la prima volta, siamo amici con tutto, siamo un panzo. È giusto. E stiamo dividendo questa avventura che per me è un sogno a occhio aperto. Non me li devo mai aspettare, dopo che tu sto disco a ponavo, tanto gente non de busco. Chi sa Nicola, il batterista, la ponava all'inizio, ma
Quindi, Quanto ti lo volevo pagare? Quanto vuoi? No, ma se va avanti il progetto rimango. Va bene. quindi noi si scetti in musica, sti vita ora, amicanza. È una cosa che si sta berando, poi sa barbaggia non deve essere mai stato quasi nuda o sai sti sia con questa prepotenzia. Poi io sti sia un prepotenzia, me la può finanziare Deo. Te li ho di ordinare lo sposto a parte e poi stampavo il disco a sola. Lo voglio cari, lo voglio. De pia di sire. Fotti, a fotti. Bella, mi bella. sono proprio attostoinato. E che tanto non sti sia. E tanto mentre ho stato la mia gusta, cazzo. E no, è toccato a besce. Toga, se prima su un altro pacchetto e tornato Sì. con l'ultima parte, due preguntate da chi non fa su Deo, o meglio, da sa fa su Deo, ma da sa fa i suoi spettatori. Ok. Ultima parte di questa bella regionata di oggi, Ignazio, io devo tornare grazie se prima di Ma grazie a tu, grazie a tutti. Estetica bella Grazie compria, per mi sta piace. opportunità. E come te ne questo disco Dio sono nominato e dove Dio sono finza sabì, dove Certo. questo è su CD, no? Castiai. E sta grafica da si fatta tu. La po' urata Deo, eia. Sì, la po' tutto urata. Si vede che è fatta proprio con sentito, con attenzione. Bella. Sicuramente Deo sono appassionato del disco. E poi si è fatto pizza gusto. Eppure quando tengo un bell'oggetto in mano. No, è bellissimo. Ma grazie. Bello. E poi si scioperò, E pizza poi, gusto non mi dà sinna. questa sa ristampa, abbiamo usato pure un vinile, in 3 versioni. Come ti fai questi ascoltatori che identificai? Ti ci canta in noi, social? Mi creano o in Facebook, so registrato, o in sa pagina di Creo, di Facebook. Come Ignazio Cuga. No, Lucedo Ignaz Brusiore. Brusiore è sul nome d'arte. Penso che tutto quanto stiamo un nome d'arte su progetto, no? Ed io mi chiamo Brusiore. No? Brusiore. Boh, O che noi, Bruciore penso in te. Instagram. No, Instagram beste, ma non la gesto io sa pagina. Andava, quindi Facebook. Ci chiesi dove sta? Che io vedi, potessi piegare io su CD. Oppure in Bandcamp. Andava. Prima di deserrai, ci punti pregunte che devo ti faccio, ma chi fa in ti ascoltatori. Dai. Una, secondo me, è proprio precisa voto. Dai. Ma che ti domandante de dormì o a notti in un hotel a 5 stelle o a Simbresi de dormì in uno vadenti, in uno bosco. In te sta sciogliendo. Tanto. È difficile questa, È difficile perché mi posso adattare a tutte e due alla situazione tranquillamente. Quindi, una notte in sottello e una notte in sul bosco. E una di quasi scioglierai. Tanti sottelli. Ma come? Te so che stai dell'altura penso sempre. Io sono immaginario, mica mi cambia un fritto. No, vabbè, è capitato pure di dormire a zero. Quindi, però si può decare si può decare in stadiale, in inverno non lo può lasciare. Una D in hotel. Una D. E te? Fate una D in hotel? E poi non chiamiamo a zero sul bosco. E poi a dormire a hotel. A posto. S'ultima e custa. Che allesti su generi musicali che non gli sta fai mai? Su genere musicale che non dico mai. Non so, forse So che ti piace di più sparo. Allora, tanto certa cosa il tenere su genere per me non è manco musica, può narrare. Però forse su tendo a largo proprio su funk. So che mi piace da me. Ma devo so a tutta quella cosa allegra. Invece a me mi quella cosa che loro triste. cupa, oscura, malata. Mierda. Inca si esplorano sul sentimento negativo, ornamo. Però noi stiamo a grado. Su funk vero, per tavarri dall'ergo, ma intro del su funk due meda, sa tristura e su fatto di anima su soul. Sicuramente, però l'intendo proprio a largo del gusto mio. E come ti sei fatto tu? Eppure sì, non mi dio viere Deo,
alle prese su Un su funk o comunque No, so de noi stessa posto. musica po' bene. Questa è una Poi, pregunta vabbè, desascoltata, sì, mica sa mia. S'attrappa non la pollumenata, poi po' meno non manco È scontato. musica. Cioè, pure hip hop, per esempio, non mi vio. Mm. Chi sta scendendo più sul tavolo, è certa cosa, però poi a posti los anni 90 este momenti non mi sia da cioè malgrado una certa cosa degli anni 90 ma a posti E noi si ci agattato un pacchetto di plus. Devo a pigliare un momento una pricca e Una IA che non ti piace. non m'aggrada. Andava bene. Io ti do grazie a questi stati Grazie a tu. ospiti. Grazie. Cosa mia in questa bella puntata, una bella regionata. Mi piace. sì. Ci casi, insomma, ci casido, no? In Facebook o in Bandcamp. E in mo si ascoltato un pacchetto del live, però. Anda bene. Anda bene? Anda bene. Siamo in 9. In me lo sicuro su vostro benitore. Grazie, pure a voi. Sì.